E riviviamo allora la storica giornata di ieri, quella in cui sono cominciate le somministrazioni del vaccino ai primi operatori sanitari, e il presidente Zaia annuncia che presto arriveranno 186.000 nuove dosi. 27 dicembre 2020, a 10 mesi dall'inizio della tragedia Covid, l'Europa si vaccina. Facile comprendere l'emozione, per un momento aspettato con il fiato sospeso. Sebbene a livello simbolico, la campagna di vaccinazione contro il coronavirus inizia così entro la fine del 2020. Alle prime 879 dosi ricevute ed iniettate domenica faranno presto seguito numeri ancora maggiori. Entro il 25 gennaio, infatti, saranno 186.225 i vaccini che approderanno in Veneto, secondo quanto previsto dal commissario nazionale Arcuri. A Via Giustiniani ne spetteranno 35.100. Un piano di sanità pubblica imponente che ha mosso i primi passi domenica. A vaccinarsi sono stati operatori sanitari distribuiti in tutto il Veneto, 484 donne, 395 uomini, per una fascia d'età maggioritaria tra i 50 e i 59 anni. Nel Padovano 110 dosi sono state iniettate dall'ULSS 6 Euganea, 20 dall'Istituto Oncologico Veneto, 90 dall'azienda ospedaliera. Tra i reparti interessati anche il SUEM 118 del nosocomio patavino, dove il direttore medico Andrea Spagna ha dato la sua disponibilità al vaccino. Una semplice puntura, senza dolore ed effetti collaterali. Inizia così la battaglia decisiva contro il virus. È stato un onore far parte di questa prima tranche di colleghi vaccinati. In questo periodo facciamo circa 80-90 soccorsi al giorno solo per l'emergenza Covid, che si aggiungono agli altri circa 170-180 per le altre patologie comuni. E pertanto per noi è molto importante cominciare a vedere gli effetti di quella che speriamo che saranno gli effetti della vaccinazione. E devo dire che è stata una sorpresa essere chiamata, perché ero al giorno di Santo Stefano in turno negli soccorso e ho ricevuto la chiamata che mi chiedevano la disponibilità a sottopormi alla vaccinazione, disponibilità che avevo già dato in precedenza, e ho accettato con molto gratitudine anche verso l'azienda. Insomma, la vaccinazione è sempre una scelta molto personale, deve essere una scelta comunque ponderata, e io ovviamente mi sono informata. Mi ritengo di dovermi vaccinare sia per coprire me stessa, sia per coprire i miei familiari e anche i pazienti a cui vado in soccorso. Lavorando in prima linea, poi penso che vaccinarsi sia, non dico d'obbligo, ma una questione proprio di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. E nei giorni delle feste sono state